Sono Matteo Beruffi, vengo da Milano, ho cominciato nel 2014 a fare anch'io campionati e ogni anno si cresce, si migliora, cercando sempre di migliorare sia se stessi che anche il risultato poi finale. Tempo, denaro, risorse, da Milano scendere a Siracusa per cercare di qualificarsi a una finale nazionale. Perché tutto questo impegno e quanto è importante, scusami? Per quanto mi riguarda è molto importante, prima perché ci credo, secondo perché fa crescere anche a livello personale continuare a partecipare, a fare gare e si impara sempre qualcosa di nuovo, sia su se stessi che magari per il lavoro dietro al bancone anche. Io ti auguro un in bocca al lupo e tu possa essere, come gli altri, uno dei finalisti di Rimini, perché sarà un piacere rivedervi. Ora, accogliamo di nuovo per questa ultima manche mattutina i nostri giudici. Corretta distribuzione del caffè macinato nel filtro, pressione, livellatura, pulizia, immissione nel gruppo d'erogazione e estrazione diretta senza far attendere il caffè senza la preinfusione. Il concorrente, come gli altri, ha preparato l'estrazione dell'espresso e nel momento successivo scalda e monta il latte, anzi monta e scalda il latte. Anche lui amalgama il latte che versa dalla lattiera nell'espresso, si avvicina inclinando la tazza, primo elemento, secondo, ruota leggermente la tazza per creare una foglia, prolunga il becco del cigno. Ora gli altri due elementi che vedremo, eccolo qua, una rosetta tagliata al lato e la seconda rosetta tagliata al lato. Poi ci siamo. Primo, pronto, un applauso a Matteo Beluffi. Ora si andrà a replicare quello appena fatto, quindi di nuovo una bevanda usando solo la tecnica del free pour, quindi versaggio libero con la lattiera, 2, 3, taglio laterale, versaggio collo, testa, becco del cigno, un elemento, secondo elemento. Colmare la tazza e servire il giudice. Anche qui l'importanza di rendere omogenea la parte, la tela su cui disegnare. 1, 2 e ci si muove. Adesso non ve li conto tutti perché sarà molto vorticosa questa preparazione. Vediamo cosa sta venendo fuori. Chi è che indovina? Siamo ancora a metà dell'opera. Vabbè, zitto. Ricordiamo che è una tappa valida per la finale nazionale di Rimini. Subito dopo alle 15 avremo il sesto concorrente che è Andrea Bellisai e il settimo Filippo Pagano. Concluderemo questa meravigliosa tappa di qualifica di Siracusa. Siamo alle battute conclusive.
Ricordiamo quindi i criteri dei giudici, i disegni quanto più identici a quelli dichiarati dal barista. Il concorrente, nel momento in cui gira la tazza e la deposita davanti al giudice, dichiara di aver terminato la sua opera. Si appresta quindi a concludere la quarta tazza di oggi, dopodiché daremo libero sfogo a questo buffet meraviglioso. Io mi ci tuffo da qua. Ricordiamo che solo per oggi, per questa splendida manifestazione, il buffet è accessibile a tutti al semplice e solo prezzo di 10 euro. Entrate da qui, portate via tutto, non dimenticando la vostra bevanda alla fine. Un applauso a Matteo Beluffi e a Barbara che sta attraversando adesso, un applauso anche a Barbara, lo merita. Bene, un applauso di rito e un saluto del concorrente ai giudici di oggi.